DOP significa denominazione di origine protetta e vuol dire che tutte le fasi di produzione di quel prodotto vengono fatte in quell'area, nell'area definita dal disciplinare. IGP vuol dire indicazione geografica protetta e vuol dire che almeno una di queste fasi deve essere stata realizzata nell'areale di riferimento. C'è anche l'STG, ovvero la specialità tradizionale garantita, ce ne sono due in Italia, una è la pizza, l'altra la mozzarella, e la mozzarella si fa anche nel Veneto. Questo è il Festival delle DOP Venete che si tiene a Castelfranco Veneto, voluto dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura, un momento importante per la valorizzazione di quelle che sono le eccellenze, i tesori dell'agroalimentare della Regione Veneto. Sono 36 prodotti DOP e IGP della Regione Veneto a marchio europeo. Allora ci sono prodotti che vanno dai formaggi, dal Grana Padano all'Asiago, alla Casatella, al Monteveronese, a molti prodotti ortofrutticoli, al prosciutto veneto iberico euganeo, quindi una gamma di prodotti, agli oli del Garda e all'olio veneto, 36 prodotti che sono legati al territorio perché hanno delle caratteristiche che dipendono proprio dalle caratteristiche della zona geografica. È importante fare un'attività di promozione e valorizzazione come questa? Sì, perché questi prodotti bisogna far capire al consumatore che quando compra questi prodotti compra i prodotti del proprio territorio e non sono dei prodotti indifferenziati che vengono da chissà dove, dalla Cina, dal Brasile. Questi sono proprio legati al territorio e hanno una qualità che dipende dalla zona dove viene prodotto. Ecco, quanto sono importanti queste teste di ponte per tutto l'agroalimentare e il primario veneto? Sono importanti per una serie di motivi, innanzitutto perché testimoniano la qualità che c'è in Veneto. Unica regione che ha il numero di denominazioni elevate per poter essere competitive anche a livello nazionale e internazionale. Due, perché attorno alle DOP e ai prodotti di qualità non c'è solamente il prodotto in sé, ma c'è anche l'ambiente, il paesaggio e quindi la provenienza che è la regione Veneto, cioè vuol dire le grandi destinazioni turistiche, penso alle Dolomiti, penso alle città d'arte, il Po, il lago di Garda, tutto il nostro Adriatico, insomma portano con sé non solamente il prodotto ma anche la cultura e l'ambiente da cui provengono. E quindi il turismo? Il turismo sì, ho sempre ricordato che siamo prima la regione turistica d'Italia, 65 milioni di presenze l'anno, la parte importante, il terzo motivo per cui scelgono il Veneto è l'enogastronomia, quindi è un elemento aggiuntivo rispetto anche alla qualità del prodotto. Regione Veneto, Veneto Agricoltura con lo sportello europeo Europe Direct hanno promosso questo primo festival delle DOP a Castelfranco Veneto, una kermesse che vede riuniti tutti i consorzi di tutela del Veneto proprio per mettere in vetrina quelli che sono i prodotti di qualità dell'agricoltura regionale, quindi dai vini ai formaggi, agli insaccati, ai prosciutti, al miele, ai marroni e così via. Cosa significa questo? Significa valorizzare i prodotti dell'agricoltura regionale riconosciuti dei marchi di qualità dell'Unione Europea, quindi dalle DOC alle DOCG per quanto riguardano i vini e poi le DOP per i formaggi e così via, le IGT, quindi sono tutte sigle che stanno ad indicare, i consumatori questo lo devono imparare proprio per capire cosa consumano, per capire che ci sono dei prodotti di alta qualità e la nostra agricoltura, l'agricoltura veneta sa produrre di qualità. 5 sono i radicchi a marchio europeo nel Veneto, uno dei più significativi è quello di Chioggia. Certamente sì, per produzione e per consumo. Il radicchio di Chioggia è il più povero tra tutti i radicchi, però rappresenta bene e sta bene nella famiglia dei radicchi veneti. Ecco, proprio però forse il radicchio di Chioggia ci insegna che c'è bisogno di conoscere meglio questi prodotti e anche il fatto che hanno un marchio che li caratterizza e tutela.
Il Festival delle DOP, e io aggiungo anche delle IGP, sta a significare il percorso che si vuole fare insieme con la Regione per arrivare al consumatore finale mostrando le eccellenze venete. I prodotti DOP e IGP, consigliere, sono le punte di diamante del nostro agroalimentare, quindi vanno valorizzate. Vanno valorizzate perché rappresentano il punto di arrivo per certi aspetti del valore reale dell'agricoltura veneta, dell'agricoltura in genere, quella nazionale. Ma si fa abbastanza per promuovere, per esempio, questa manifestazione? Può essere un segno? Io credo che i nostri marchi, questi marchi debbano essere proposti alla gente, bisogna riuscire ad interessare la popolazione, creare occasioni come queste proprio perché la gente abbia modo di contattare, di parlare direttamente con chi è artefice delle produzioni a marchio, proprio per capire l'importanza e il valore che queste hanno. Tutto quello che sto per dirvi è falso, lo dice Tiziana Di Masi con questo spettacolo che sta girando l'Italia di grande successo. Sì, tutto quello che sto per dirvi è falso e purtroppo è tristemente vero come il mondo del falso stia invadendo ogni ambito della nostra vita, in particolar modo anche quello agroalimentare. Parliamo non solo dell'Italian Sounding, ma parliamo di tutto quel mercato gestito da Camorra e 'Ndrangheta sulla contraffazione del cibo, un'intera filiera agroalimentare controllata dalle mafie. Il consumatore può cambiare la direzione della nostra economia, può cambiare non solo la propria vita ma quello di un'intera società. Dobbiamo imparare a leggere le etichette, a chiederci, a farci delle domande su dove arrivano i prodotti, come sono stati realizzati, qual è il pomodoro che l'oste utilizza, insomma come sono fatti i nostri prodotti, quindi interrogarci e acquistare consapevolmente. Ma ci sono degli strumenti indispensabili per orientarci in un mondo in cui l'inganno e l'imbroglio sono sempre dietro l'angolo.